Ciao a tutti, benvenuti, bentornati in questo nuovo video spesa Lidl. Dunque, 58,05 €. C'erano poche cose in offerta, però insomma dovevo fare spesa perché ieri sera ho sistemato, ho pulito il forno, ho pulito tutto il gas, ci ho proprio pulito bene. Vabbè, oggi è già sporco il gas, però ho sistemato il frigo, ho guardato cosa avevo nella dispensa e insomma ho fatto ordine e era praticamente tutto vuoto. Quindi niente, oggi sono andata a fare un po' di spesa con mia mamma e niente, io passerei direttamente a farvi vedere le cose perché poi devo registrare un altro video spesa perché siamo state anche al Prix e volevo dividere le due spese, quindi direi di partire. La veloce è questo, ok, e partiamo. C'erano queste qui in offerta, 500 grammi della Pai, le patatine normali. Le ho prese perché comunque ogni tanto fanno voglia, magari che so, prima di pranzo, prima di cena fanno voglia e quindi ogni tanto le mangiamo anche queste. Poi sono tante, quindi non credo finiranno subito. Scottex, perché ieri sera rimettendo in ordine insomma mi sono accorta che mancava Scottex. I crackers, questi qua Doriano della Doria, che sapete che adoro, al Lidl costano 1,99 €. Poi siamo state al Prix e al Prix costavano 1,59 €, erano in offerta, però io non lo sapevo perché non so che esiste l'applicazione dove conviene, però non mi ricordo mai di scaricarla e quindi ho pagato di più. Poi c'erano queste messicane, queste cose messicane. Io ho preso questi, sono delle patatine tipo, non lo so, vabbè, questi qua giusto per sfizio. 5 barattoli di latte senza lattosio. Qui ci sono le carote. Poi che cosa abbiamo? Ah, qua abbiamo le patate solite, il riso, il caffè, un gatto che è al bagno, 2 yogurt senza lattosio e alla banana perché quelli alla fragola mi sono pesantissimi, tè nero, questo qui dei Tè Nato che non è proprio buono, però alla fine ero lì, ho preso questo, e 2 confezioni di queste solite brioche per Franz, e vi dirò la verità, ogni tanto ne mangio una anch'io. Poi i rasoi, i sacchetti dell'umido e i tovaglioli li ho presi gialli di nuovo e questo color arancio salmone, bah sì dai, più o meno, perché quelli là li abbiamo quasi finiti. Ho ancora quelli rosa in realtà da aggiungere, ma insomma sono quasi finiti. Poi qua ci sono i pomodori, pomodoro insalataro, questo qui che era in offerta, mele, sono le Valvenosta, queste qua verdi. Poi ho preso questo parmigiano reggiano, sempre quello, questo qua anche era in offerta ed è quello più piccolo, la confezione più piccola che c'è, da 100 grammi. Poi ho comprato questo frullato di natura e non mi è piaciuto perché l'ho bevuto lo stesso, anzi ce n'è ancora un goccio. Non mi è piaciuto perché secondo me o è l'uva o è l'arancia, uno dei due frutti stona con la fragola e la banana, non so quale sia, forse l'arancio. Poi ho preso 2 burger vegetali, questi qua erano in offerta con spinaci e tofu. Poi i kiwi, 2 buste di cuori di iceberg. Poi qua ci sono le banane solite, 3 mozzarelle senza lattosio, 2 panetti, si dice, 2 gigetti qua di burro, un wurstel di pollo e questo che è la razione del furfante, sono patate, ecco lo leggete, patate grigliate con buccia alla paprika, si fanno in padella. E niente, le ho provate a prendere, mia mamma ha detto che sono buone, io non le ho mai prese. Poi ho preso un prosciutto cotto alta qualità, anzi 2, scherzavo, era in offerta, 1,55 €. Poi mi sono presa il prosciutto San Daniele perché lo adoro. E poi ho preso una mortadella e una soppressa veneta. Vabbè, ecco, che non ha niente a che vedere con le soppresse che fanno in casa, queste qua comprate, ma insomma, questo è quanto. Quindi questa è la spesa Lidl per quest'oggi. Non mi sembra possibile di aver già finito il video spesa, sono andata super veloce, no? Perché in realtà poi adesso devo sistemare tutta la spesa, ci vuole un'oretta per sistemare tutto,
mettere in ordine, buttare via tutte le confezioni, perché io tolgo tutto dalle confezioni per poter buttare nelle immondizie, anche perché domani c'è raccolta carta e plastica, quindi insomma devo buttare tutto, no? E quindi è sempre un caos ogni volta che si fa la spesa. E niente, quindi questo è quanto. Io adesso giro l'altro video, spero di esservi stata di compagnia come sempre. Lasciate un like se vi è piaciuto il video, iscrivetevi se non siete iscritti, se vi fa piacere iscrivervi, e nient'altro, attivate la campanella se volete le notifiche, se no fate meno, e basta, ci vediamo al prossimo video come sempre, grazie e ciao!